Allora, la tematica dell'energia è una questione molto sentita, soprattutto nell'ultimo anno, dovuto anche ai grossi aumenti che purtroppo le nostre aziende hanno dovuto subire. CIA, appunto, essendo sensibile alle difficoltà che i nostri soci hanno, ha pensato appunto di mettere a disposizione un momento di incontro dove vengono proposte le opportunità per diventare più green e per avere anche poi un risparmio energetico in bolletta. La conversione ad un'energia green è utile sia appunto dal punto di vista ambientale ma poi anche dal punto di vista economico, in quanto le aziende che riescono a essere autosufficienti da questo punto di vista possono permettersi poi degli investimenti più oculati che permettono poi di avere un ritorno economico migliore. Sì, la tematica della sostenibilità è appunto ormai un tema ricorrente da anni e CIA Treviso appunto si rende partecipe del supporto alle aziende per perseguire questo obiettivo, perché ricordiamo che la sostenibilità deve essere ambientale, sociale ed economica, quindi ogni aspetto che permette di migliorare questi ambiti CIA Treviso cerca di perseguirlo. Siamo qui per far conoscere alle imprese le nuove opportunità che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si presenteranno dal punto di vista dei finanziamenti del PNRR per il settore agricolo. E parleremo in generale di tutte le misure, ma faremo un focus specifico su una misura molto importante a cui noi teniamo molto, che è la misura Parco Agrisolare, che consiste nell'installazione di pannelli solari per la produzione di energia da fonti rinnovabili e che rappresenta una grande opportunità per il settore agricolo, perché ovviamente consente non solo di migliorare la sostenibilità ma anche di farlo senza consumo di suolo, perché vengono utilizzati i tetti dei fabbricati, diciamo, di fabbricati rurali. E rispetto al bando precedente ci sono moltissime novità che peraltro sono state tutte già approvate dalla Commissione proprio in questi giorni e in particolare viene la somma a disposizione di circa 1 miliardo di euro e viene dato un contributo a fondo perduto all'80% per l'autoconsumo, cioè per l'energia che poi l'impresa agricola consuma, ma è inserita la nuova fattispecie dell'autoconsumo condiviso, ossia più imprese agricole possono mettersi insieme sommando i propri consumi, ma abbiamo anche superato questo vincolo in alcune circostanze, quindi anche chi non vuole essere soggetto al vincolo dell'autoconsumo ha la possibilità di presentare comunque progetti e avere un contributo che ovviamente è leggermente ridotto rispetto a quello dell'autoconsumo, ma che comunque è sempre molto vantaggioso, anche perché in quel caso ovviamente si potrà poi vendere l'energia e immettere in rete liberamente sul mercato. Quindi l'obiettivo è proprio quello di far conoscere le opportunità offerte dal PNRR, perché abbiamo la necessità anche di dimostrare che il comparto agricolo è un comparto che è in grado di assorbire queste risorse e anzi vorremmo che ne fossero assegnate anche di ulteriori. Noi oggi abbiamo provato a fare una riflessione sul fotovoltaico e l'agricoltura, ma non vogliamo cadere nell'errore di fare di ogni erba un fascio, perché il fotovoltaico ce n'è di tante, come dire, tipologie di realizzazione che possono essere in qualche modo messe in relazione con l'agricoltura. Allora, da un lato c'è il fotovoltaico che possiamo fare sui tetti delle imprese agricole. Adesso c'è anche un incentivo molto importante, l'80% in conto capitale, vale la pena di utilizzare. Abbiamo molti tetti e tutto quello che possiamo fare sui tetti è un vantaggio per l'agricoltore perché porta a casa un risultato diretto ed è un vantaggio per la comunità che si trova un aumento di quantità di energia rinnovabile di cui abbiamo grande bisogno. E poi c'è l'agrovoltaico, che è una parola nuova, vuol dire avere un fotovoltaico sopra e sotto coltivare, cioè contestualizzare. Nello stesso momento noi possiamo avere un fotovoltaico e anche l'attività agricola. Qui c'è un relatore che ha sviluppato questo argomento che vi dirà in maniera più dettagliata. Ci sono delle condizioni perché questa operazione stia in piedi, sia vantaggiosa per l'agricoltura. Quindi bisogna capire quando questa è un'operazione che va a vantaggio dell'agricoltore e quando invece no. E poi c'è il terzo tema di fare il fotovoltaico sopra i terreni, come dire, agricoli con grandissimi impianti.
Qui c'è un problema, c'è un grosso problema. Naturalmente sono terreni che spesso sono terreni fertili, che sono destinati alla produzione di idrati alimentari, e quindi è un tema molto delicato. Allora, se è un spazio residuo di un'impresa agricola che contemporaneamente può fare anche l'attività agricola, questo può avere un senso, ma quando noi andiamo a destinare centinaia e centinaia di ettari da destinare, anziché alla produzione agricola, al fotovoltaico, degli interrogativi ci sono e vanno affrontati, e quindi è un tema che chiediamo sia la politica ad affrontare, no? A dare le autorizzazioni quando ci sono determinate condizioni. L'agrivoltaico sono un insieme di soluzioni innovative che mettono insieme la presenza di pannelli fotovoltaici e la continuità dell'attività agricola per produrre cibo. Quindi noi lo chiamiamo un sistema duale in cui produciamo energia e cibo. Questo è legato a delle innovazioni tecnologiche connesse ai pannelli fotovoltaici che consentono oggi a questi di essere anche in parte trasparenti e di essere mobili, quindi di potersi muovere sia inseguendo il sole, sia di consentire, diciamo così, di fornire dei servizi utili alle piante come l'ombreggiamento quando questo serve. È, come dire, una soluzione del tutto nuova, recente, se ne parla da pochissimi anni, ma è qualcosa a cui dobbiamo guardare nell'ottica del cambiamento climatico come metodo che ci possa anche aiutare a risparmiare acqua, a proteggere le culture dall'eccesso di insolazione, dall'eccesso delle temperature, perché abbiamo in alcuni progetti e attività notato come la temperatura del suolo possa leggermente diminuire, le piante possono essere ombreggiate secondo esigenza e l'automazione oggi data da dei software consente di gestire proprio i pannelli e i loro movimenti a servizio delle culture. Questa sinergia tra la tecnologia dei pannelli e la cultura agricola è, come dire, un'opportunità che dobbiamo studiare meglio per capire come riuscire realmente a implementarla nei nostri territori. Oggi abbiamo visto che il Ministero dell'Agricoltura ha fatto un'operazione molto importante, ha trovato il sistema che col PNR per finanziare maggiormente i pannelli solari in agricoltura e permettere anche con questo delle nascita delle famose comunità energetiche. Ecco, è il pensiero di Veneto Agricoltura, della Regione Veneto adesso è: se cominciamo veramente a tutti gli agricoltori ad avere i pannelli solari, probabilmente dobbiamo anche rivedere tutto il consumo energetico delle aziende agricole. Riuscire ad utilizzare trattori elettrici e macchine elettriche producendo la propria energia potrebbe essere una svolta per l'agricoltura italiana, potrebbe abbattere notevolmente i costi energetici. Chiaramente in questo periodo il gasolio è cresciuto, il costo è, però non tornerà mai ai livelli precedenti. Quindi il pannello solare potrebbe dare anche all'agricoltore un vantaggio economico importante. Dopo quello che abbiamo sentito, dopo che il Ministero ci ha detto che incentiverà notevolmente i pannelli fotovoltaici sui tetti degli agricoltori, il ruolo di Veneto Agricoltura potrebbe essere quello di rivedere completamente una sua azienda, prendere un'azienda pilota, vedere quali possono essere i consumi energetici all'interno di questa e passare all'elettrico su tutto, in maniera tale che se c'è qualcosa che funziona l'agricoltura potrà seguirla, se sbagliamo qualcosa, come dico sempre io, Veneto Agricoltura è qui per sbagliare per gli agricoltori. Cerchiamo di sbagliare noi e non fare sbagliare l'agricoltura.